Buongiorno! Vi avevo promesso di spiegarvi quella cosa dell'incarico e quindi, siccome sto aspettando un cliente da un po' di tempo ed ho pure la giacca, adesso ve la spiego. Perché quando si decide di mettere in vendita una casa, la prima cosa a cui si pensa è: l'incarico lo do a una o più agenzie? Spoiler: se l'esclusiva è fatta bene, conviene a tutti. Allora possiamo dire che per il lato venditore dare l'incarico a una sola agenzia vuol dire un solo interlocutore che gestisce e coordina il tutto, quindi zero confusione, avere un piano di marketing ben preciso con investimenti mirati, vuol dire foto professionali, il video, il virtual tour o anche investimenti social, e nessuna corsa a ribasso tra le varie agenzie, che tra l'altro genera diffidenza negli acquirenti. Mentre per il lato acquirente, vedere l'immobile proposto da una sola agenzia vuol dire un prezzo, una sola scheda e zero confusione, anche perché vuol dire avere risposte rapide, perché il tutto viene gestito con la massima trasparenza. Quindi, in conclusione, siccome è arrivato anche il cliente, l'esclusiva, se fatta e gestita bene, non è un favore all'agenzia, è uno strumento che protegge il valore della tua casa e semplifica tutto per chi vende e per chi compra.